inizio offerto dal maestro Cleo. Operatore esoterico dal 1979. Visto a Rai 1, Rai 2, Rai 3, Mediaset e Sky. Specializzato in legamenti e ritorni d'amore. Telefono 338 7 59 22 14. Se vuoi il tuo oroscopo personalizzato sulla tua data di nascita, il costo è di 10 euro. Saprai ogni settimana quello che ti succede. Oroscopo mensile, ottobre 2019. Tutte le previsioni astrologiche segno dopo segno. Il mese di ottobre annuncia tante novità per tutti i segni zodiacali. È un mese di agitazione per i segni di terra che vivranno i sentimenti con incertezza e confusione. Sarà un periodo di prova per le coppie che sono in crisi, mentre i single avranno difficoltà a vivere un nuovo amore. Sul lavoro possono presentarsi divergenze, ma i pianeti invitano a non abbattersi. In amore i segni d'aria dovranno chiarire le situazioni rimaste in sospeso e solo le storie vere resisteranno. Sul lavoro sarà necessario chiudere i vecchi progetti per iniziarne di nuovi. Dal punto di vista dei sentimenti i segni d'acqua avranno delle opportunità per migliorare la vita di coppia. I single potranno fare nuove conoscenze interessanti da frequentare. Anche dal punto di vista lavorativo c'è un recupero importante. Battuta d'arresto in ambito sentimentale per i segni di fuoco, e a farne le spese sono soprattutto coloro che sono indecisi tra due situazioni amorose. Per i single non ci saranno novità particolari, mentre nel lavoro ci saranno nuovi incarichi e situazioni gratificanti. Ecco l'oroscopo di ottobre 2019 segno per segno. Ariete. Amore, nella prima settimana di ottobre è previsto un recupero per l'Ariete e l'oroscopo annuncia un cielo ideale per programmi di coppia come matrimonio e convivenza, ma anche per allargare la famiglia. Invece, in caso di problemi che vanno avanti da un po' di tempo, la soluzione sarà la separazione. Marte è in opposizione e i nati del questo segno che non si sentono ascoltati dal partner non si mostrano molto comprensivi. Un po' di agitazione non mancherà negli ultimi giorni del mese. Per i single sono favoriti i nuovi incontri. Lavoro. In ambito lavorativo gli Ariete possono godere di un buon periodo per le trattative, però bisogna fare attenzione alla situazione economica. Chi non ha tenuto sotto controllo le finanze deve prestare maggiore attenzione e controllare i conti perché potrebbero esserci dei problemi. Intorno alla metà del mese è prevista un po' di tensione per i nati del segno a causa di diverbi con qualche datore di lavoro. Se un rapporto lavorativo non va come dovrebbe in questo periodo tutti i nodi vengono al pettine. In molti penseranno a un cambiamento da attuare anche nei mesi successivi. Toro. Amore, i sentimenti del Toro in questo mese di ottobre sono influenzati dalle tensioni nel lavoro. Alcuni nati del segno sentono che qualcosa non va ed entreranno in agitazione. Il mese sarà un banco di prova per le coppie che sono in crisi, in quanto molte cose saranno messe in discussione. Ci sarà tanto bisogno di affetto per superare le incomprensioni, e non tutti riusciranno a percepirlo. Chi è single ha invece difficoltà a vivere un nuovo amore perché è ancora legato al passato. Possono esserci anche delle delusioni, perché una persona non viene considerata all'altezza delle proprie aspettative. Lavoro. In ambito lavorativo ottobre è un mese in cui possono presentarsi divergenze con il proprio gruppo di lavoro. I pianeti raccomandano ai nati del segno di prendere spunto dalla loro tenacia per non abbattersi e lottare anche in presenza di controversie. L'agitazione potrà farsi sentire soprattutto attorno alla metà del mese, quando i Toro sentiranno il bisogno di cambiare direzione. Per fortuna, nonostante le agitazioni, tutto ciò che è stato realizzato nell'ultimo periodo non sarà intaccato e anche chi ha il posto di lavoro a rischio riuscirà a spuntarla. Gemelli. Amore, ottobre sarà un mese passionale per i gemelli. È favorito chi è single e vuole intraprendere una nuova relazione. Per quanto riguarda le coppie di lunga data che sono riuscite a sopravvivere alle crisi degli ultimi mesi sono ancora più solide e l'intesa è ancora più forte. È anche il periodo ideale per ritrovare la complicità con il partner. Le cose migliorano anche per i gemelli che hanno avuto delusioni in passato e che hanno bisogno di certezze in questo momento della loro vita. Lavoro. Dal punto di vista lavorativo i nati del segno in questo mese si sentono finalmente più sereni. È un periodo in cui ci sono maggiori possibilità di azione e anche se alcuni hanno dovuto affrontare dei cambiamenti possono contare su basi solide. È un bel periodo anche per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. In vista ci sono tante opportunità perché possono mettere in risalto le proprie qualità e creare situazioni importanti per il futuro. Insomma, è un periodo di ripartenza per i gemelli, e le cose finalmente iniziano a girare nel verso sperato. Cancro. Amore, dal punto di vista dei sentimenti. A partire dai primi di ottobre arrivano delle opportunità per molti cancro.
Migliora quindi notevolmente la vita di coloro che sono in coppia, tranne nel caso in cui ci sia stata una frattura molto profonda. In questo momento dell'anno molti potranno riavvicinarsi ad un ex, ma potranno esserci nuovi incontri e bisognerà stare attenti a scegliere. Le stelle annunciano progetti di coppia solidi per molti del segno, come convivenza o al matrimonio, da programmare per il prossimo anno. I single potranno fare nuove conoscenze interessanti da frequentare, e con le quali potrà nascere un'intesa speciale. Lavoro. Anche dal punto di vista lavorativo c'è un recupero a partire dai primi del mese, ma i nati del segno avranno in mente nuovi progetti e richieste da avanzare. C'è tanta voglia di cambiare anche a causa di problemi con soci e collaboratori che hanno causato diatribe e controversie. Le cose si sistemeranno meglio a fine mese, anche se alcuni daranno segni di esasperazione molto prima e vorranno rinnovarsi a tutti i costi. Chi è invece alle prese con problemi economici dovrà impegnarsi per dare spazio a progetti validi e concreti, da attuare il prima possibile. Leone. Amore. In ambito sentimentale per il Leone ad ottobre ci sarà una battuta d'arresto. A farne le spese sono soprattutto coloro che sono indecisi tra due situazioni amorose, mentre chi vive una relazione solida non ha nulla da temere. Tuttavia, i dubbi possono nascere comunque e la comunicazione sarà messa a dura prova anche a causa di problematiche e discussioni familiari. Bisogna stare molto attenti nel prendere le decisioni, la fretta è cattiva consigliera e può far commettere qualche errore di troppo. Nella seconda parte del mese è consigliabile evitare sfuriate di gelosia che possono portare a discussioni forti. Per i single non ci saranno novità particolari e le storie che nasceranno non saranno rilevanti. Lavoro. Nel lavoro prosegue l'ondata positiva per i nati del segno. Ci saranno nuovi incarichi e molti leoni saranno coinvolti in situazioni gratificanti. Inoltre, ci saranno soddisfazioni anche per il riconoscimento dell'impegno e della bravura. Ad essere favoriti sono soprattutto coloro che lavorano a contatto con il pubblico, che potranno diventare un punto di riferimento nel settore in cui operano. Giove dona a tutti una buona energia e consente di superare gli ostacoli, anche quelli creati dalle persone invidiose che cercano di minare i risultati raggiunti. Vergine. Amore. In amore bisogna dare la giusta importanza anche a un rapporto nato da poco, perché può rivelarsi sorprendente. I nati del segno che sono in coppia attraverseranno un periodo di maggiore stabilità in questo mese. Chi desidera allargare la famiglia sta vivendo un momento molto positivo. I pianeti sono comunque a favore e ogni desiderio potrà essere realizzato. Anche i single che pensano di non avere più possibilità in amore troveranno invece la persona giusta per loro e basterà solo darsi da fare per trovarla. Lavoro. In ambito lavorativo i nati del segno potranno ricevere delle risposte positive. Coloro che sono in attesa di promozioni potranno avere dei buoni riscontri e quindi devono andare avanti. L'oroscopo consiglia tuttavia di non farsi troppe domande e di lasciarsi andare per vivere al meglio le nuove situazioni che si verranno a creare. È importante sapere che questo mese è fondamentale per gettare basi solide per il futuro. Coloro che non hanno un lavoro stabile potranno rimettersi in gioco, mentre per qualche piccolo colpo di fortuna bisognerà attendere l'ultima decade del mese. Bilancia. Amore. In amore i nati della Bilancia dovranno chiarire le situazioni rimaste in sospeso negli ultimi tempi. Il periodo è critico soprattutto per chi sta vivendo due storie contemporaneamente, quindi sarà necessario fare chiarezza con se stessi. Secondo l'oroscopo, se una storia è abbastanza forte supererà ogni ostacolo, mentre chi ha problemi con il partner sarà pronto a far sentire la propria voce. Alcune coppie possono avere delle discussioni derivanti da motivi lavorativi, soprattutto quando gli impegni rischiano di far passare la relazione in secondo piano. Attenzione ad atteggiamenti eccessivamente pessimisti che possono portare a depressioni e perdita di autostima. Lavoro. Giove continua ad essere favorevole e proprio durante questa fase finale dell'anno può portare occasioni molto importanti in ogni settore lavorativo. Alcune questioni dovranno essere chiuse al più presto per poter iniziare nuovi progetti e bisogna fare appello all'esperienza e all'intuito per non fare passi falsi. Le stelle raccomandano di valutare con cura ogni proposta per evitare investimenti sbagliati. Chi nutre delle diffidenze verso il proprio ambiente di lavoro dovrà cercare nuove soluzioni che possono portare anche buoni risultati dal punto di vista economico. Scorpione. Amore. Per i nati sotto il segno dello Scorpione ottobre sarà un mese molto intenso. È un momento molto passionale e le coppie che hanno vissuto un momento di difficoltà per fortuna tornano a essere serene.
Coloro che invece hanno deciso di mettere fine ad una relazione potranno ricevere una buona notizia e incontrare qualcuno che possa coinvolgerli sia fisicamente che emotivamente. Alcuni potranno anche prendere una decisione importante per il futuro, ma comunque sia vivranno le emozioni senza allontanarle e le gestiranno con piena consapevolezza. Ci sarà anche una buona dose di ottimismo che sarà di aiuto per affrontare le responsabilità di coppia. Lavoro. Chi ha iniziato una nuova attività o un nuovo lavoro in questo mese giungerà ad una conclusione che sarà importante per creare basi solide per il futuro. I nati del segno devono però sfruttare il cielo favorevole per ottenere i traguardi desiderati. Venere inizia un transito molto positivo nel segno a partire dalla prima decade del mese. È quindi un periodo di rinascita per molti Scorpione, che potranno finalmente ottenere qualcosa in più. Il momento più difficile è stato superato e i cambiamenti a cui molti hanno dovuto sottostare sono stati importanti per la crescita professionale. È un buon momento per concludere ottimi affari. Sagittario. Amore. In amore il Sagittario deve ascoltare il cuore e fare spazio alla persona che lo ha conquistato. Chi ha fatto un incontro importante in estate deve continuare a coltivare la conoscenza. Invece, chi è in coppia ha tante buone occasioni per parlare del proprio futuro con il partner. Coloro che vogliono trovare l'amore potranno fare un incontro fatidico nella seconda metà del mese, ma bisogna buttarsi e non chiudersi in se stessi. A facilitare le cose è la grande carica passionale che caratterizza i nati del segno e che in questo periodo è molto forte. Lavoro. Nel lavoro il mese inizia con una certa determinazione per il Sagittario. Marte torna in aspetto favorevole e chi ha avuto dei disagi adesso potrà combatterli e migliorare la propria situazione. Alcuni potranno puntare su un affare favorevole, altri potranno contare sulle amicizie influenti per avere un ruolo di rilievo nel proprio futuro. Secondo l'oroscopo, sono favoriti da questo cielo coloro che sono alla prima esperienza e sono freschi di studi, che possono avere delle possibilità per farsi valere. Non mancheranno i contatti nell'arco del mese. Capricorno. Amore. I sentimenti sono forti in questo mese di ottobre per il Capricorno. Il periodo è importante per le coppie che si preparano a coronare un sogno, mentre chi è solo ma cerca una persona da avere al proprio fianco può contare su un cielo positivo. Infatti, anche coloro che sono reduci da una separazione al momento stanno bene anche per conto proprio e sono propensi ad iniziare una nuova storia solo se ci sono le condizioni ideali per farlo. Tuttavia, per vivere emozioni nuove bisogna rimettersi in gioco. Gli incontri sono favoriti grazie alla posizione dei pianeti. Possibile anche il ritorno di una persona dal passato. Lavoro. Nel lavoro il Capricorno a ottobre avrebbe bisogno di qualche conferma in più. Chi ha avanzato delle richieste potrà ricevere una risposta a partire dalla seconda metà del mese. Anche se è un periodo un po' teso in compenso sarà anche produttivo. Infatti, i nati del segno daranno prova della loro abilità e si impegneranno in ogni condizione lavorativa. Ci sarà anche bisogno di recuperare le energie, ma le difficoltà verranno superate velocemente. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno si fanno anche più chiari gli obiettivi da perseguire e le strade da intraprendere per realizzarli. Acquario. Amore. In questo mese la vita di coppia dell'Acquario non è favorita. Questo però non vuol dire che ci saranno delle crisi pesanti, ma il lavoro potrebbe prendere il sopravvento e sconvolgere gli equilibri familiari. La vita di coppia quindi ne risentirà, tuttavia attorno alla metà del mese le cose potrebbero andare meglio. I cuori solitari che decideranno di intraprendere una relazione dovranno fare attenzione a non scegliere persone inaffidabili, che potranno dare solo delusioni. Chi ha già una storia farà bene a non lasciare il certo per l'incerto. Attenzione a non esagerare nei toni se si tiene a qualcuno. Lavoro. Nel lavoro gli Acquario dovranno curare la situazione relativa a conoscenze e contatti. Infatti, proprio grazie ad entrambe potranno ottenere qualcosa in più. I rapporti sociali avranno molta influenza e anche questi dovranno essere curati per ottenere consensi e far espandere un'attività o magari lanciare una professione. Insomma, in questo mese di ottobre l'Acquario potrà cogliere al volo le occasioni che porteranno al successo. Molti avranno tutte le carte in regola per avanzare una proposta interessante, ma le idee migliori giungeranno a fine mese, quando anche la fortuna farà girare le cose per il verso giusto. Pesci. Amore. In amore finalmente i sentimenti tornano a essere un punto di riferimento molto importante. Le coppie che hanno affrontato dei momenti di difficoltà possono cercare di risolvere la situazione facendo un passo indietro e liberando la mente e il cuore dai problemi. Chi è single potrà fare incontri intriganti a partire dalla prima decade del mese, ma non è escluso che qualcuno dal passato torni a far battere. Chi rimanda una decisione da tempo in questo mese potrà finalmente uscire allo scoperto e dichiarare le proprie scelte.
Attorno alla fine del mese comunque migliorano non solo i sentimenti di amore, ma anche i rapporti con i familiari. Lavoro: sulla sfera lavorativa i pesci questo mese possono ricominciare a respirare. Se fino ad ora è stato necessario lottare più del dovuto, adesso si avvia una fase più positiva per questo segno. Secondo l'oroscopo alcuni daranno un taglio alle collaborazioni sbagliate e questo li porterà a diventare protagonisti assoluti. La situazione che si prospetta per il futuro pare rosea, soprattutto per chi lavora in settori in cui la comunicazione è fondamentale. In questo periodo sono favoriti anche i cambiamenti e chi lo desidera può ambire a ruoli importanti.